Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Per Capodanno Totaviaggi vi propone Parigi, 4 giorni e 3 notti in hotel 4 stelle da 390 euro. Berlino, con volo diretto da Venezia da 390 euro. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chions in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del Lavoro a Fossalta di Portogruaro. In questo numero, fine anno di successi per il BVO, in C-Gold Caorle vince con Bassano, in Serie D Portogruaro con Rorai. Natalia Amaro per baloncesto, KO nel campionato di promozione con lo Spili Basket. E nella pagina del volley, in Serie B ancora una sconfitta per il Bibbione Mare. In prima divisione Concordia a segno con lo Stra. Parleremo anche del Canoa Club Portogruaro e di kickboxing con Francesco Persico, maestro dello Sagitta Fighters Team. In Serie C Gold, l'ultimo turno dell'anno ha ribadito gli equilibri del campionato sin qui emersi. Vittorie per Oderzo e Jesolo che continuano imperterrite la loro marcia al vertice della classifica. I litorani hanno superato anche l'ostacolo Jadran. Anche la SME ha archiviato senza affanni la pratica Bassano. Al Palamare domenica sono risuonate alte le note del nuovo inno del club, cantato dai ragazzi del coro arcobaleno, anteprima ad un match al termine del quale Caorle si è potuto congedare dai propri tifosi con il quarto successo consecutivo. 2 punti che permettono l'approssimarsi alla sosta natalizia, forti della terza posizione in classifica, aspettando dal mercato qualche rinforzo nel reparto dei lunghi, ormai orfano di Nardin e Buscaino. Contro un quintetto come Bassano, che non costituiva un ostacolo proibitivo, i gialloblu sono entrati a cuor leggero. Un canestro di Nikolic fa toccare ai vicentini più 7, 8 a 15 a 3,42 dalla fine del primo quarto, quindi è una tripla di Markovic a far decollare in via definitiva Caorle, che assesta un parziale di 13-2 fissando lo score del primo quarto sul 21-17. Ma il break decisivo il quintetto di coach Ferraboschi lo crea al rientro dall'intervallo lungo, scappando via a più 14, margine più che sufficiente per permettere al coach Caorlotto di votare anche i più giovani nell'ultimo periodo. È arrivata un'altra vittoria, la quarta consecutiva, che praticamente vi permette di fare le vacanze natalizie in tutta tranquillità. Stigla je 4. pobjeda za redom, sad ćemo imati odmor. Odmorni. Sigurno da će ova pauza dobro doći nama da se odmorimo i da se pripremimo za ostatak sezone. Zadovoljni smo učinkom u zadnja 4 kola, pobijedili smo sve 4 utakmice, ispoštovali dogovor iz slačionice i šta da kažem, dali smo svoj maksimum i pobijedili zadnju utakmicu protiv ekipe Basana koja
uopšte nije bila lak protivnik, to je to. Sì, sicuramente questa pausa natalizia ci servirà per recuperare le forze e le ultime 4 vittorie sono state importanti, abbiamo dato il massimo. L'ultima partita a Bassano si è rivelata una squadra molto più forte rispetto a quello che dimostra la classifica e abbiamo giocato gran parte della partita senza Blaž, ma alla fine siamo contenti così e andiamo in ferie, diciamo, con la testa riposata e contenti di aver vinto 4 partite di fila. Primo anno quindi di esperienza in Italia, come ha trovato il livello della pallacanestro italiana? Prva godina u Italiji, kako ti se čini košarkaška italijanska košarka? Ukapirao si? Da, ukapirao sam. Pa šta da kažem, prva godina u Italiji, zadovoljan sam uslovima, zadovoljan sam ljudima u klubu, sa igračima, svojom igrom prije svega i mislim da ako nastavimo ovakvim tempom da ćemo sigurno igrati play-off, da ne kažem doći do istog uspjeha kao prošle godine što su ostvarili momci. Ovdje sam na preporuku Blaža koji je tu i bio i prošle godine i ima sve lepo da kaže o klubu. Dice che qui si trova molto bene con la società, con lo staff, con i compagni, è molto soddisfatto per come la squadra sta andando e per come i risultati personali per lui stanno arrivando. È arrivato qui grazie a Blaž, è molto contento e spera di continuare su questo verso positivo per arrivare ai playoff e perché no anche vincere il campionato. Anche il girone Borsoi della Serie D ha rispettato in pieno i valori in campo. Sacile e Casalsa non perdono un colpo, così come Portoguaro chiude nel modo migliore il 2016, timbrando il successo contro Rorai Grande nella prima del girone di ritorno. Al Palalovisa i Granata di Coach Ostan trovano una certa opposizione da parte dei pordenonesi solamente nei primi 2 quarti, quindi al rientro dall'intervallo lungo prendono il largo trascinati da Tamassia e Piasentin, facendo segnare un parziale di 30-11 che tramortisce Rorai. Nell'ultimo quarto Portoguaro gestisce il risultato dal tentativo di ritorno avversario, ribaltando a proprio favore anche la differenza canestri, fissando lo score finale sul 78-61. È arrivata una vittoria importantissima nella prima del girone di ritorno, soprattutto perché avete ribaltato quella che era la differenza canestri in ottica playoff. Sì, era importante vincere per 2 motivi. Primo per la differenza canestri contro un'avversaria diretta e poi perché vincere ci ha consentito di andare a +4 sulla sesta, quindi è una vittoria dal duplice significato. Sapevamo che potevamo ribaltare la differenza canestri, ci siamo un po' complicati la vita all'inizio terzo quarto quando loro si sono messi a -11. Però poi siamo riusciti con una bomba dall'angolo di Baruzzo e una serie di tiri liberi a prendere questo vantaggio di 17 che è veramente importantissimo in questo momento per noi. I primi 2 quarti in equilibrio anche perché noi avevamo veramente difficoltà nel segnare, poi 2 canestri da 3 di Labelli ci hanno fatto un po' partire. Il terzo quarto siamo usciti molto aggressivi e devo dire anche atleticamente superiori. Qualche contropiede di Tamassia e 2 canestri da 3 di Piasentin fondamentalmente hanno fatto finire la partita. Però per me è importante che siamo andati in 7 giocatori in doppia cifra, 2 si sono fermati a 9, quindi vuol dire 9 su 12 in doppia cifra. Veramente una partita corale e per come siamo costruiti è quello che dovremmo fare sempre, riuscire a essere pericolosi con tutti i giocatori in campo. E nei campionati minori maschili in promozione, nella giornata dove San Vito ha conosciuto la prima sconfitta stagionale con Maniago, il BVO Annone Veneto è passato sul parquet di Cordenons per 72-76. Anche la pallacanestro fossaltese è ritornata al successo sul campo del Fiume Veneto per 48-57 in una partita dove si è rivista la vera anima dei biancoverdi, ritornati ad allenarsi con una certa continuità.
Buono l'approccio, il match è poi filato via punto a punto con i fossaltesi che gradatamente hanno cambiato l'inerzia, facendo vedere anche buone cose dal punto di vista tecnico. Ha perso invece Balonsesto dopo un tempo supplementare con lo Speedy Basket. Ancora una volta gli arancioni non sono riusciti a gestire il risultato nelle fasi cruciali dell'incontro. Finita nel migliore dei modi, una vittoria, possiamo dirlo, anche sofferta. È stata una vittoria molto sofferta, presa ai supplementari, va bene, abbiamo sofferto tutta la partita perché siamo sempre stati a rincorrere, a parte la fine del quarto quarto che eravamo avanti noi, però abbiamo sempre rincorso la squadra. E alla fine nei supplementari siamo stati leggermente più freddi noi e abbiamo vinto, però è stata una partita per noi durissima, non facevamo mai canestro. Scarsa anche la difesa perché in difesa abbiamo concesso per parecchie volte troppi tiri facili agli avversari. L'unica cosa buona sono i 2 punti, adesso però abbiamo bisogno di resettare tutto per questo intervallo natalizio. Dobbiamo recuperare i 2 giocatori che avevamo fuori stasera e vedere di iniziare l'anno nel miglior dei modi, non come stasera di certo. Finora noi abbiamo giocato partite alterne, abbiamo fatto le buone partite e all'interno delle stesse partite abbiamo giocato dei tempi molto buoni e dopo dei tempi proprio completamente negativi. Noi le prime partite non facevamo più di 51 punti come stasera anche del resto. Perché? Perché non ci muoviamo bene, non attacchiamo bene e soprattutto non ci passiamo bene la palla. Adesso speriamo di recuperare un po' il tono durante le vacanze perché noi dobbiamo puntare ai playoff e una posizione migliore possibile. È andata così, abbiamo incontrato una buona squadra con dei buonissimi giocatori allenati molto bene. Però la partita l'avevamo fatta noi, devo essere sincero, meritavamo di vincere e un paio di leggerezze finali hanno compromesso il risultato, però io mi ritengo molto soddisfatto di questa partita qua e devono esserlo anche i ragazzi perché hanno tenuto testa dei giocatori che hanno negli anni ben altri campionati alle spalle, quindi devo fare un plauso a tutti. 2 leggerezze ma non imputabili neanche ai giovani, possono succedere. Avevamo un supplementare da giocare e ha vinto la squadra che ha sfruttato meglio le occasioni. Ecco. Al di là degli errori nel supplementare, eravate anche a +7 a 1 minuto più o meno dalla fine del tempo regolamentare, non siete riusciti a gestire per l'ennesima volta il risultato. Esatto, non siamo riusciti a gestire, dovevamo tenere la palla molto di più. Non abbiamo neanche affrettato tiri, abbiamo proprio perso i palloni con dei cattivi passaggi, le spaziature sono andate un po' così a farsi benedire e purtroppo abbiamo regalato 2 o 3 palloni, un fallo in attacco, dopo era stato anche bilanciato dal fallo in attacco degli avversari, però effettivamente potevamo con 7-8 punti di vantaggio tirare all'ultimo secondo e forse ci andava anche meglio. In B femminile la Polisportiva Concordia è rientrata da Riva del Garda con una sconfitta di misura sul groppone che lascia tanto rammarico. Le biancorosse, trascinate da una Jessica Fagotto che le trentine hanno faticato oltremodo a limitare, sono state avanti di 14 nel secondo quarto, quindi a rientro dall'intervallo lungo ancora una volta le concordiesi hanno pagato dazio subendo la rimonta avversaria che poi riescono anche a controllare andando avanti punto a punto per tutto l'ultimo quarto, sin quando Coser realizza 3 canestri consecutivi dalla media distanza che mettono in cassaforte l'incontro. A nulla è servita l'ultima bomba da 3 di Fagotto, la partita finisce 71-68. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Per Capodanno Totaviaggi vi propone Parigi, 4 giorni e 3 notti in hotel 4 stelle da €390. Berlino, con volo diretto da Venezia da €390. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero.
GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi, in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del Lavoro a Fossalta di Portogruaro. In Serie B maschile vince ancora Prata, questa volta con Treviso, confermandosi in vetta alla classifica. I pordenonesi hanno sempre un punto di vantaggio sul Valsugana Padova, che non ha fallito contro lo Sloga Trieste, battuto per 3-0. Vittoria netta in trasferta anche per Bolzano e Motta. I Liventini hanno superato per 3-0 il Cornello Vicentino in un match dove non vi è mai stata storia. I Leoni biancoverdi hanno iniziato a sprombattuto, aggiudicandosi il primo set per 14-25 e vincendo con autorità per 25-19 e 25-21 anche i rimanenti due. L'ultimo atto del 2016 non ha regalato soddisfazioni al Volley Team Club Biglione Mare, che è stato sconfitto per 3-0 in casa dal Martellozzo Cordenons. Per l'occasione coach Rotary ha anche provato a cambiare qualcosa a livello tattico utilizzando Mengo in cabina di regia. Il Volley Team parte bene andando al primo time out tecnico sull'8-7, ma Cordenons diventa ben presto padrone del campo e nonostante i tentativi di Rotary di cambiare il corso del match, il primo set finisce 20-25, in linea con i successivi, con i veneziani che mostrano i propri limiti in tutte le fasi cruciali del match, perdendo i successivi due set 22-25 e 20-25. Si è giocata una partita importante, purtroppo per noi il risultato è negativo, parziale netto, 3-0 in casa, tra l'altro con i riferimenti nel nostro palazzetto. Devo fare i complimenti a Cordenons perché l'esperienza ha sicuramente fatto la differenza in alcuni tratti dei set. Noi siamo partiti troppo timidi per la condizione che abbiamo di classifica, non possiamo permettercelo. Quando ci siamo svegliati e siamo cresciuti sul primo fondamentale abbiamo fatto vedere buone cose. Purtroppo nel momento chiave, al posto che arrivare il colpo finale, arriva sempre un errore che secondo me non è del tutto tecnico ma anche caratteriale, e questo ci preclude, diciamo, l'andamento di molti set di alcune gare. Approfitto per fare gli auguri a tutti coloro che ci seguono, un buon Natale, e noi dobbiamo approfittare della sosta per mettere pieno in cascina fisicamente e toccare molti palloni. In Serie C maschile Portogruaro ha osservato il turno di riposo. I biancoverdi ormai ritorneranno in campo dopo la sosta natalizia, chiudono il 2016 al quarto posto a 3 punti dalla vetta con più di un rimpianto per qualche sconfitta evitabile, anche se trattasi di una classifica incompleta in quanto vi sono un numero consistente di gare da recuperare. In Serie D invece San Stino si è aggiudicato uno scontro importante in Motica Salvezza. In Riva Livenza hanno liquidato per 3-1 il Pavan Abbigliamento al termine di un'autentica battaglia, staccandosi così dalla zona play-out. Primo set vinto dalle ospiti 24-26, quindi San Stino riesce a capovolgere il risultato aggiudicandosi gli altri set per 25-21, 29-27 e 25-23. Niente da fare invece per Portogruaro. Le ragazze di coach Pasqualino Speranza hanno opposto ben poca resistenza alle più quotate avversarie del Bremas Volley, guidate dall'ex tecnico Franco Mengazioli. 17-25, 15-25 e 15-25 i parziali sortiti portoguaresi, che restano ancora invischiate nel pieno della zona retrocessione.
In prima divisione invece vince ancora la Pallavolo Concordia, partita sofferta decisa al tie break con le biancorosse di Coach Zago che hanno finalmente mostrato di avere quel carattere che in altre occasioni era mancato. Le concordiesi chiudono così l'anno al quarto posto a 5 lunghezze dalla seconda piazza occupata dal Volley Clodia. È stata una partita molto difficile quella di questa sera, dove abbiamo sofferto per 2 set, quelli persi il primo e il terzo, ai vantaggi, tra l'altro il terzo, e dove mentre il secondo e quarto set abbiamo più o meno dominato, nel senso che ha avuto un calo la squadra avversaria in ricezione, noi abbiamo approfittato e hanno fatto molta fatica. Tie break è stata incredibile, abbiamo girato il campo 8-3 e siamo riusciti a vincere 15 sotto 8-3 e siamo riusciti a vincere 15-8 con una serie imbattuta della Sara che è stata veramente incredibile. Questi sono veramente 2 punti guadagnati, sudati e ottenuti con la forza del gruppo. Avevamo parlato in precedenza di una squadra che magari in fatto di personalità in certe situazioni era venuta meno, e quest'oggi dobbiamo dire che veramente le ragazze hanno dato prova di avere una grande personalità. Sì, e questa è la cosa che più mi fa piacere di questa serata, perché non è facile sotto 8-3 al tie break riuscire ad avere una reazione del genere, e soprattutto da ragazze giovani, perché non dobbiamo come sempre dimenticare che abbiamo 3 ragazze under 18 in campo e una under 17 addirittura, quindi grossissima soddisfazione soprattutto per loro, e il lavoro va avanti, stiamo dimostrando sempre miglioramenti e vediamo di continuare per questa strada. Allora, abbiamo parlato della serie importante imbattuta nel quinto set, siamo con la protagonista, con Sara Di Giorgio. Dunque, quanti punti in battuta? Ho iniziato con l'8° punto e poi ho continuato appunto con questa serie di punteggi che non me l'aspettavo sinceramente, perché poi con il time out chiamato dal coach credevo comunque l'agitazione del quinto set sempre comunque può essere radicale, e insomma ho continuato a crederci comunque con tutte le mie compagne. E alla fine abbiamo vinto e secondo me abbiamo fatto una buona partita, e certamente con momenti di tensione, momenti comunque che eravamo molto tese e credevamo magari di un calo. Poi dopo ci siamo riprese credendo sempre in noi stesse e vincere la partita, perché è molto importante. Ci abbiamo creduto veramente, alla fine è stato un trionfo per noi. Vigilia di Natale d'allenamento in piscina per il Canoa Club Portogruaro. Non è un fatto insolito per i giovani canoisti che sovente nella stagione invernale perfezionano alcune tecniche proprio nella vasca dell'impianto natatorio della città dell'Emene. Con l'approssimarsi della fine dell'anno è stata anche l'occasione per tracciare il bilancio dell'attività di questo club che nel suo passato vanta anche un medagliato a livello mondiale. I ragazzi sono stati molto bravi, hanno partecipato alle competizioni europee, hanno fatto moltissime gare del campionato italiano, abbiamo avuto la selezione di Michele per le nuove promesse, speriamo che riesca ad arrivare nella squadra junior come lui sogna, e io personalmente spero che tutti questi ragazzi possano seguire le loro tracce. Questo raduno era organizzato dalla federazione, infatti, dopo i risultati di alcune gare venivano selezionati i migliori, diciamo, in tutta Italia. Una convocazione che arriva appunto al termine di una stagione tua personale di grande livello. Quest'anno ho vinto il titolo di campione regionale per il secondo anno di fila e spero di riceverlo anche l'anno prossimo. Poi abbiamo fatto molte gare importanti come Ivrea e Merano, che sono le più importanti gare italiane su acqua mossa, e anche l'ECA Junior Cup che si svolge in tutta Europa, per esempio ad Augsburg in Germania, Solkan in Slovenia e a České Budějovice in Repubblica Ceca. Continuiamo così a parlare con gli atleti del Canoa Club in questa vigilia natalizia. Siamo adesso con Letizia Zanin, che è un po' l'unica rappresentante del canoa femminile del Canoa Club Portogruaro. Sì, sono l'unica ragazza che fa agonismo, però non bisogna spaventarsi, ce ne sono altre che fanno a livello non agonistico, quindi si ritrovano magari nelle uscite, eccetera. Io ho iniziato da poco, ho iniziato da un anno, però
la volontà di fare le cose ce l'ho e quindi anche se ho iniziato da un anno voglio fare tutto quello che fanno i miei compagni, anche se magari le gare più difficili non le ho fatte, però comunque ho partecipato a diverse manifestazioni a livello italiano. A fine stagione sono riuscita a sfiorare il podio con un quarto posto che comunque mi ha reso veramente felice, perché partire dal nulla e arrivare a un quarto posto con ragazze che fanno da anni è sempre un grande obiettivo raggiunto. L'acqua mi è sempre piaciuta, io ho fatto nuoto prima, adesso poi ho avuto un periodo di crisi, ho smesso e diciamo la canoa mi ha sempre interessato, infatti all'Open Sport vedevo loro in acqua e ho sempre provato, però non ho mai detto smetto una cosa per iniziarne un'altra. Una volta chiusa la parentesi sportiva precedente ho detto perché non provarci e quindi ho iniziato così e mi è piaciuto molto e da lì ho continuato. Allora adesso andiamo a presentare questi ragazzi, allora nome e cognome. Fabio Lorenzon, Giovanni Zanetto, Sebastiano Bellotto, Piccolo Alexander, Zanetto Giacomo, Emanuele Giornila, Nosella Giada. I due Nosella sono i discendenti del 2 volte vice campione mondiale juniores Fabio Nosella. E quindi vi è un passaggio generazionale, c'è qui anche mio figlio e ci sono anche i figli di Nosella e speriamo che in futuro ci siano anche i loro figli, se non chiedo troppo. E chiudiamo questo nostro appuntamento settimanale dalla palestra della Sagita Fighters Team. Parliamo ovviamente di kickboxing con il maestro Francesco Persico e con Ahmed Filali. Dunque maestro, tracciamo un po' un bilancio di questa vostra palestra che nell'ultimo anno è cresciuta moltissimo. Sì, quest'anno i ragazzi ci hanno dato molte soddisfazioni perché a livello agonistico si sono dedicati e hanno saputo confrontarsi con varie scuole mensilmente, perché questo è quello che viene richiesto nel nostro team, di essere sempre pronti e preparati per poter affrontare eventuali avversari proposti nelle varie occasioni, insomma. Ecco, c'è stata appunto una crescita e anche una serie di risultati che insomma confortano il lavoro svolto. Certo, abbiamo, come in tutti gli sport, si vince e si perde, però abbiamo ottenuto comunque i nostri risultati di soddisfazione. Ogni mese viene integrato con qualche ragazzo nuovo e il corso si sta ampliando, l'interesse si sta ampliando e questo è positivo per tutti, insomma. Abbiamo parlato di crescita tecnica, ma i vostri ragazzi quanto sono impegnati nell'arco della settimana per arrivare a raggiungere quel livello che voi vi attendete? Allora, diciamo che il livello agonistico di base per la nostra scuola noi pretendiamo 5 allenamenti settimanali, di cui 3 in palestra e 2 fuori programma. Per quanto riguarda l'agonismo, questo sarebbe il minimo da poter affrontare nello sport a combattimento, a differenza di altre realtà che con 2 allenamenti a settimana, 2 incontri all'anno si pensa di essere agonisti e fare un percorso agonistico. Il vero agonista si allena sempre alla testa sullo sport e pretende di essere all'interno di un ring o di una gabbia per potersi confrontare continuamente con impegno ideologia del combattimento. Questo è il vero agonista. Tutti gli altri la raccontano pensando di essere agonisti, ma il vero agonismo non lo fanno. Questa continuità la possono dare solo delle federazioni serie, dove garantiscono una continuità nel proporre combattimenti e quindi poter dare la possibilità ai ragazzi di essere sempre presenti in allenamento costante. E per incominciare il nuovo anno so che avete in programma al Palasport di Concordia una manifestazione durante la quale per la prima volta qui in Riva Lemene si potrà vedere dal vivo quello che fate, la vostra attività. Sì, abbiamo in programma per il 29 gennaio del 2017 questo evento Giulia Top Fight, praticamente dove si confronteranno i nostri atleti con altre scuole per dare anche dimostrazione alla comunità che ci sostiene a gran cuore. Vogliamo dargli questa soddisfazione di dimostrargli insomma quello che facciamo in realtà.
Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Per Capodanno Totaviaggi vi propone Parigi, 4 giorni e 3 notti in hotel 4 stelle da €390. Berlino, con volo diretto da Venezia da €390. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi, in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione in abbigliamenti in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del Lavoro a Fossalta di Portogruaro.